Daniele Fraccaroli, allora, che succede a questo punto? Cosa aspetta, diciamo, al Comune di San Benedetto come intero amministrativo? Cosa potete fare voi che alla centrale non ci credete? Noi siamo stati i primi a non crederci della verità a questa centrale, che ci siamo trovati all'improvviso a dover affrontare un problema più grosso di noi, perché noi siamo poco politici, figuriamoci se siamo esperti di centrali a biomassa. Eravamo tutti in ferie e ci siamo trovati una convenzione già sottoscritta in giunta, e soltanto dopo 30 giorni ci hanno fatto sapere: guardate che abbiamo sottoscritto questa convenzione con questa azienda privata. Il sindaco, mi dispiace che non ci sia perché forse sarebbe il più adatto a illustrarci e a dirci le loro posizioni. Il sindaco ha sempre detto che questa convenzione ad oggi non è ancora stata sottoscritta. È altrettanto vero però che lo potrebbe fare in qualsiasi momento, in considerazione che il Consiglio Comunale ha dato parere positivo alla bozza di convenzione. La nostra è stata un'opposizione dura da subito, ma in risposta ultimamente abbiamo visto consiglieri comunali che si alzavano e non ci davano alcuna risposta. Abbiamo avuto il teatro negato prima a noi come gruppo consigliare, successivamente al comitato, per cui siamo molto perplessi, non sappiamo bene quale sia la reale motivazione che la nostra amministrazione voglia questa centrale sul territorio. È una centrale che viene realizzata da un'azienda privata, sappiamo che è un'azienda che deve solo guadagnare e che se non ci saranno più i certificati verdi, come correttamente ha illustrato Barbara, non ha motivo di esistere una centrale di questo genere, e se verrà portata avanti con la sua produzione anche negli anni successivi, per forza di cose dovrà bruciare altri prodotti. Il sindaco continua a trincerarsi dietro ai termini di legge, che saranno gli enti preposti quali la regione a stabilire se la centrale si può fare o non si può fare. Io ho qualche perplessità, perché credo che la regione si esprimerà davanti a un progetto definitivo della centrale e non prima. Per cui mi auspico che in conferenza di servizi ci sia la possibilità, ma mi sembra di aver sentito che anche i comuni limitrofi sono contrari, mi fa piacere di aver sentito anche il consigliere provinciale che ci darà una mano in questo senso. Auspico che la conferenza di servizi porti questo progetto sicuramente dannoso per tutto il territorio della Bassa Veronese. Ecco, vorrei chiudere con una battuta che con i limiti di legge non vorrei che ci facessero morire a norma di legge. Sono Roberto Scipio del gruppo Nuovi Orizzonti per San Benedetto, che è il gruppo di minoranza, e non è che noi siamo partiti per secondi così come l'altro gruppo di minoranza. Il fatto è che noi, quando ci siamo candidati per le ultime elezioni, avevamo promesso di occuparci di San Benedetto e dei suoi cittadini, e quindi mi sembrava doveroso, e qui ringrazio la signora Scapin che mi dà modo di dire che laddove non si ha una grande conoscenza di un argomento è giusto e indispensabile che uno se ne faccia conoscenza. Ed è per questo motivo che sono veramente orgoglioso di essere stato il precursore di questo film già visto, diciamolo, di questa riunione di questa sera a San Benedetto. Infatti abbiamo avuto il merito come gruppo di fare 2 serate, e qui lo dico non per polemica con Michele, ma il fatto che vedo che dalla parte opposta qui stasera non c'è nessuno, quanto invece aver agito nel mio modo, nel nostro modo come gruppo, ha fatto sì che nel palco abbiamo portato anche persone come il
davvero, lo dico io, ma sono lo stesso, era stato invitato il sindaco e anche... Sono convinto che sarebbe valabile, questo lo so, ma ero anche altrettanto convinto che non sarebbero venuti. Ma non è un fatto normale comunque. Sì, è fatto normale. Deve pensare male. Ecco, in ogni caso sono contento di aver ascoltato il professor Tamino, perché in pratica ha ribadito le stesse identiche cose che ha fatto alla riunione del Comitato per il No, appunto ha fatto anche il nostro Federico